Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro marietto veneziano e da come vedete sono all'esterno, quindi sentirete macchine passare di sottofondo e via dicendo. Oggi parleremo di partite a scacchi, di gente che gioca a scacchi con la propria vita. Ma prima di fare questo, il vostro marietto veneziano vi invita a iscrivervi al canale di The Garden, al canale del vostro marietto veneziano. Vi ricorda che quasi ogni sera alle 18:30 nel canale Marietto Veneziano ci sono le sibille interattive gratuite. Eventualmente abbiamo anche il sito capitano.altervista.org, qui sotto ci sono i link per poter scaricare più di 20 ebook radionici e 40 radiostesici con tanto di istruzioni, si stampano e si usano. In più abbiamo anche una sezione shop in cui stiamo implementando la sezione dei sigilli con le varie spiegazioni. Quindi, se volete, andate nel sito capitano.altervista.org, il link qui sotto in descrizione e potete scaricarlo. Vi ricordo che stiamo rilanciando il gruppo Radionica, Radiostesia e Teologia del Ermetismo, siamo più di 1300 e se non ti sei iscritto su Facebook puoi pure venire. Bene, parliamo un po' di queste situazioni che si vedono, si sentono, insomma, sono roboanti. E cioè di quelle persone che non dico che non hanno testa, non dico che sono degli emeriti imbecilli, non dico che hanno creato delle famiglie di cioccolato, non dico che insomma era meglio che, però ci sono delle persone che proprio non ingranano. Allora, la colpa, come vi ho sempre detto, non è loro, perché noi fino a 3 anni, 4 anni siamo dei contenitori delle spugne, beviamo tutto e quello che ci mettono nell'imprinting nei primi 3 anni. Quindi, se tu è la prima volta che mi ascolti, apri bene le cellule grigie che ti do un consiglio gratuito. Allora, noi siamo delle spugne, fino a 3 anni assorbiamo tutto e non abbiamo barriere. Quindi è chiaro che se abbiamo avuto dei genitori che per karma, per sfortuna, chiamatela come volete, non vi hanno dato delle basi solide, non vi hanno creato una struttura da guerriero, non vi hanno creato una struttura per resistere, è chiaro che voi siete influenzabili al mille per mille dalle varie pubblicità, vari suonatori di piffero e tutto quello che gira intorno al mondo. Quindi ogni volta che vedrete una pubblicità alla TV o nei vari social, correrete dietro come pecore. E se siete dei genitori, automaticamente i vostri figli, visto che chiaramente da una rappa non si può tirare fuori sangue, di conseguenza saranno come alcuni. No, non dico che tu che mi stai guardando adesso il monitor sei così, però la traiettoria purtroppo è questa. Quindi il problema è che chi si prende questi mariti o mogli, purtroppo, o perché per karma o per, tra virgolette, degli errori di valutazione che non si sono visti magari nel fidanzamento, sono stati nascosti. E a un certo punto si è al fatto che magari ci sono delle coppie che a un certo punto non sanno come fare, perché non hanno capito che di fronte non hanno un giocatore, un compagno che sa giocare a scacchi, ma solamente un tipo che è come una boa in un oceano, no? Non scoreggina, ma dico ogni venticello corrono dietro. E quindi con quelli lì c'è poco da costruire, c'è poco da fare, c'è poco da pretendere. Più in là non ci riescono ad arrivare. E di conseguenza i figli, visto che il frutto cade poco lontano dall'albero, di conseguenza i figli avranno questa traiettoria. Certo che chi si rende conto a un certo punto di avere a fianco un personaggio o una donna di questa qualità deve fare qualcosa. Certo, non è che deve mettere un cerotto sulla diga perché poco serve, ma deve incominciare, dal mio punto di vista, a cercare delle soluzioni valide. Certo, c'è chi va dal prete, c'è chi va dal psichiatra, c'è chi va dal farmacista, c'è chi va dal dottore, c'è chi va dalle forze dell'ordine, dall'avvocato, insomma, poi dopo c'è una corsa al si salvi chi può, SOS e via dicendo. E di queste storie ne sento spesso, quasi tutti i giorni, no? Di gente che a un certo punto si accende la lampadina, no? Non quella della stanza o del bagno, si sente la lampadina dentro e dice, cacchio, ma chi ho vicino o in camera del letto, come magari dopo 20 anni si accende la lampadina e vede che quello lì proprio o quella lì a scacchi proprio non sa giocare. Allora,
bisogna cercare di arrivare a un dunque, no? Perché chiaramente non è colpa sua, ve l'ho spiegato, è colpa di chi l'ha generato e gli ha messo dentro, certamente una corazza mentale, gli ha messo dentro solamente come si dice, una bandiera che segue il vento, no? Pensando, sapete, quelli che corrono sempre in soccorso del carro dei vincitori. E allora bisogna trovare un salvagente. Allora, ci sono dei salvagenti che sono prima pulizia etterica, e lo sapete che il De Garma e l'Elettroveneziano fanno da 100 euro, e poi il mantenimento. Questa è proprio la base, eh. Cioè, se uno pensa di non iniziare così, è già partito col piede sbagliato. Perché? Perché le pulizie radioniche, radiostesiche, chiamiamole poi come volete, incominciano già a scrassare via un pochettino di legami, legamenti e quant'altro. Secondo passaggio chiaramente è usare dei circuiti anche gratuiti nel sito capitale, e ne ho portato proprio qui uno. Questo qua. Se non sapete come si usa, potete andare tranquillamente nel canale vostro maestro Enziano, cioè quello dove siete adesso, e lo cercate. Ho fatto più di 60 pillole, in totale ne ho fatte 1300, ma 60 pillole di cui spiego anche come utilizzare questo circuito qui, molto semplice, però incomincia e può dare un piccolo aiutino. Mm? Vedete? Poi si usa anche questo per il rilascio emozionale. Se una persona è un pochettino debole, va sempre nel sito, cioè scusate, nel canale Marietto Veneziano e voilà, usa anche questo qua. Questi sono dei piccoli aiuti che il vostro Marietto Veneziano vi dà. Poi, chiaramente, armonia tra le persone, anche questo qui lo vedete? Armonia tra le persone. Mm. Questi sono dei piccoli aiuti che il vostro maglietto vi dà, che sono scaricabili nel sito capitano.altervista.org gratuitamente, per incominciare a sgrassare via tutte quelle ancore mentali che o lui o lei hanno avuto quando erano praticamente deboli, no? O per karma o perché non dico che sono sfigati, non dico che insomma quel giorno la mamma e il papà magari potevano fare qualcosa di meglio, però purtroppo queste persone purtroppo sono delle calamità naturali, per il semplice fatto che ogni persona che incontrano, fra che diventano narcisisti, fra che diventano di qua, fra che diventano di là, chi se li prende poi, e il problema è che poi creano delle creature, dei figli magari, e sono una fotocopia del padre che praticamente al massimo può diventare una bandiera. Quindi chi ha questa situazione può iniziare così. Un altro passaggio importante è invece una dagida che serve per raddrizzare, come si suol dire, la traiettoria. La dagida è importante, è un'arma militare, chiaramente sempre usata nell'antichità per guerre, visto che non c'erano le bombe atomiche, si usava questi sistemi per manipolare il pensiero di re e regi. Comunque, sulla Dagida io ho sempre consigliato di leggere il libro di Mago Fravato che vi dà delle indicazioni. Bene, cari amici, queste sono piccole dritte per riuscire a capire che se vi trovate vicino a un compagno, un marito, un fidanzato, che incominciate a notare che non è che non sa giocare a scacchi, ma proprio la logica non la usa, segue gli istinti, sembra quella cosa che è in mezzo ai ginocchi e non si può creare niente. E le due soluzioni sono o si abbandona la scialuppa, che è il consiglio migliore, però purtroppo se si sono fatti dei passi in cui magari ci sono anche delle altre creature nel nucleo, allora bisogna cominciare pulizia, circuiti, d'agide e poi se sapete qualche preghiera che il marietto veneziano non sa, incominciate a farle. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.